I referenti delle sigle sindacali FIALS, Nursing e Nursing Up in questi giorni hanno indetto nei poli ospedalieri frusinati assemblee con i lavoratori per illustrare la proposta dell'azienda per il nuovo regolamento sull'orario di lavoro ed il blocco dell'orario di straordinario al personale del comparto. I responsabili sindacali unitari FIALS, Vincenzo Gaetani, e Nursing Up, Johnny Munzi, nella sede sorana del nosocomio, alla presenza di numerosi colleghi, hanno illustrato nel dettaglio il regolamento che, se dovesse essere attuato, comporterebbe problemi di sovraccarico di lavoro per il personale, ma anche problemi per poter garantire l'efficienza dell'espletamento dei servizi, in quanto tutte le unità dei presidi ospedalieri sono gravate da una forte carenza di personale. Vogliamo informare i nostri colleghi di quale iniziativa sta prendendo l'ASL di Frosinone nei confronti dei dipendenti del comparto e ciò che è già preso. In particolar modo l'ultimo evento è quello dell'orario di servizio che vorrebbe portare gli infermieri a un turno in quinta giornata che durante il turno notturno dovrebbe espletare addirittura 12 ore di servizio. Questo metterebbe non solo a rischio lo stato di salute del dipendente stesso, ma in particolar modo anche quello dei cittadini. I dipendenti dell'azienda ASL di Frosinone hanno espletato orario ordinario, quindi orario preventivamente autorizzato su turno preventivo e pagato dall'azienda ASL Frosinone in forma di straordinario, forma meno onerosa di pagamento da parte dell'azienda stessa. Contestualmente è stato anche in qualche modo inserito nel regolamento anche il fattore straordinario, praticamente con ovviamente nel rispetto del contratto nazionale delle 180 ore. E lì però è ovvio che la difficoltà nostra è quella che noi non riusciamo a capire come è possibile mettere dei paletti a 180 ore quando poi alla fine negli ultimi 10 anni abbiamo avuto 2000 persone in congedo a riposo, quindi in pensione, e non sono state praticamente sostituite queste persone e che l'attuale mobilità nazionali per cui è stato chiesto il fabbisogno alla Regione non riescono a compensare quelle che poi sono il reale fabbisogno dell'unità operativa. Quindi noi ci preoccupiamo di quello che sarà sia come servizio reso all'utenza, ma nello stesso tempo anche come sovraccarico di lavoro individuale ai dipendenti. Il prossimo 25 giugno le sigle sindacali incontreranno l'azienda sanitaria Frusinate per evidenziare tutte le problematiche che l'applicazione di questo regolamento produrrà, non solo per gli operatori del comparto, ma anche per poter garantire il diritto alla salute dei cittadini del territorio frusinate. Non riusciamo a comprendere come nella proposta del regolamento sia state inserite 10 pagine per quanto riguarda i futuri ed eventuali provvedimenti disciplinari, perché non riesco a comprendere proprio quale sia poi alla fine potrebbe essere il fine, perché se si applica un nuovo regolamento non riesco a comprendere come mai viene inserito anche eventuali provvedimenti disciplinari e quindi abbiamo paura anche di quelle che saranno le future conseguenze e abbiamo avuto anche dei casi ultimi di trasferimenti di 2 unità tecniche, addirittura uno prossimo al congedo a riposo tra un anno, che praticamente sono stati trasferiti a distanza di 50 km, quindi al posto di come posso dire, un dipendente che è prossimo al pensionamento deve avere magari un periodo lavorativo un po' più soft, praticamente si ritrova a mettersi su un'auto e a fare 100 km al giorno per poter praticamente dar seguito a un trasferimento che ad oggi riteniamo anche ingiusto noi, semplicemente perché nella stessa unità operativa dove loro appartenevano ci sono praticamente degli partita IVA inseriti, quindi com'è possibile che vengono trasferiti il personale strutturato a fronte praticamente dei partita IVA che a tutt'oggi sono rimasti nella stessa unità operativa.